Nella suggestiva cornice del caffè libreria Antica Rampa di Badia Polesine si è svolta nei giorni scorsi la presentazione del libro Il settimo raggio, ovvero l'idea del centro, di Marco Lazzarato, docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e rinomato artista e decoratore, nativo proprio di Badia Polesine. L'incontro è stato soltanto il primo di un'interessante collaborazione tra le edizioni Signorini di Lendinara e la libreria badiese. Le edizioni della Galleria Signorini, attente in particolar modo ai libri d'artista, propongono questa sera un libro di Marco Lazzarato. È un libro che è stato edito nel 2007, ma che riproponiamo con interesse ed attenzione perché parla soprattutto di un concetto interessante, valori architettonici nel nome di Palladio, che il professor Lazzarato ha così inserito in questa splendida pubblicazione. Perché un libro d'arte? Perché allegato a questa pubblicazione ci sono delle opere originali fatte dallo stesso Marco Lazzarato. Nel corso della serata, Lazzarato ha incuriosito i presenti raccontando la sua ricerca sul centro dell'arte di Venezia, che pensava racchiusa nella Basilica di San Marco e che invece ha trovato nella facciata della Chiesa del Redentore, progettata da Andrea Palladio. È un libro però che pur trattando di Palladio non è un libro su Palladio. Che cos'è allora? È un saggio sulla decorazione. Il punto di partenza di questo libro è stata la ricerca dell'origine, del senso del decoro e del fare decorazione. Questo quindi è un saggio provocatoriamente solo sulla facciata, sulla composizione di facciata della Chiesa del Redentore. Direi che non è un libro sulla storia, è un libro sul futuro, non è un libro scritto su Palladio, è un libro scritto per i contemporanei, cercando in Palladio un maestro e un punto di partenza. Lo scontro tra culture osservabili a Venezia e la loro convivenza diventano quindi importanti punti di partenza da cui trarre indicazioni sul futuro dell'arte.